Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno amici delle stelle, buon lunedì soprattutto. È sempre un po' complicato ricominciare nei lunedì, ma questa volta ci facciamo accompagnare anche dalle nostre stelle, quindi partiamo subito dalle novità, andiamo un po' a capire insieme come andrà la giornata, ma lo facciamo con calma, tranquilli, con calma e relax, così iniziamo al meglio. Un buongiorno anche da me Maria, partiamo subito dai nostri 12 segni che sono come sempre i protagonisti. Ariete, eccoci da voi che iniziate tra alti e bassi oggi. Infatti il vostro entusiasmo verrà frenato da un guastafeste che vi ricorda le scadenze e le bollette da pagare. Sì, ci vuole anche questo. Molto meglio se avesse taciuto, no? Non puntate sulla fortuna oggi, quindi con la quadratura lunare a Giove meglio una preparazione ineccepibile. Avete sentito bene? Toro, voi con l'arrivo della nostra luna, la bianca signora nell'amico Capricorno, avrete un rendimento che salirà alle stelle. È il caso di dire che partite proprio con il piede giusto in questa settimana. Allargate poi i vostri orizzonti culturali. È sempre tempo di iscriversi magari a un corso, magari anche online, perché no, per rimanere ben aggiornati sui vostri campi preferiti. Gemelli, per voi non ci sono dubbi, sapete come essere incisivi. Se cercate di non avere la testa tra le nuvole e di fantasticare, naturalmente c'è sempre una via di scampo. Non incominciate più imprese contemporaneamente, però se notate in particolare che il partner vi tiene il broncio oggi, correte ai ripari, chiedete scusa, magari non sapete neanche il motivo, parlatene insomma. Cancro, voi, o meglio anche voi, siete accompagnati dall'opposizione lunare. Il senso pratico non sarà al top e anche la possibilità di guadagnare un extra sfuma lasciandovi con l'acquolina in bocca. Peccato. Chi troppo vuole nulla stringe, una frase da tenervi bene stampata in mente. Accontentatevi di ciò che avete invece di pretendere la luna. Leone, per i single, e quindi con voi parliamo di cuore, l'armonia dell'astro notturno con Venere potrebbe farvi trovare nel posto giusto al momento giusto. Sono le parole che volevate sentire, vero? Incontrerete una persona speciale a dir poco. Supererete poi le fragilità e le barriere emotive grazie alla forza e al coraggio di un bellissimo sorriso. Utilizzatelo al meglio. Vergine, Venere per voi saluta il vicino Leone, giungerà a farvi visita, finalmente diciamolo. Difficile in questo periodo non vedervi soddisfatti pienamente delle vostre relazioni, in particolare il trigono lunare in più vi darà una mano a riconnettervi e a concentrarvi per portare a termine un lavoro molto importante. Bene. Bilancia, eccoci, in questo inizio settimana combatterete contro la disorganizzazione di alcuni colleghi, non la vostra, che sembrano godere nel farvi perdere tempo prezioso. Sembra impossibile, ma è proprio così. Siete sotto il tiro della quadratura della luna, ecco, abbiamo capito subito il motivo. La luna con Mercurio oggi. Limitate quindi le situazioni troppo stressanti. È difficile lunedì, ma voi cercate comunque di farlo. Scorpione, con voi partiamo subito da un consiglio: accendete i riflettori sulle vostre capacità invece di sottolineare le mancanze. È una strategia molto azzeccata per voi. Il sestile lunare vi invita ad essere sempre molto pratici e concreti, è il vostro miglior modo di agire. Non abbiate paura poi che qualcuno vi possa copiare, fate tutto alla luce del sole senza problemi. Sagittario, e voi oggi dovete salutarla, la nostra bianca signora, che però vi fa un ultimo regalo prima di lasciare il segno. Con il suo trigono a Venere vi consente di stabilire una forte connessione affettiva. Circondatevi quindi di persone a voi affini, con le quali trovare contatti e punti in comune su cui dialogare. Sono la migliore compagnia. Capricorno, voi come sempre partite organizzatissimi il lunedì. Con l'arrivo della luna in casa vostra poi il senso pratico viene amplificato, ingigantito quasi, ma purtroppo le dissonanze con Giove e Mercurio non vi permettono di beneficiarne, quindi dovrete fare tutto di tasca vostra. Se una strada poi non porta alla destinazione sperata, quella porta non si apre, potete ancora fare retromarcia, tranquilli, dite no oggi all'ostinazione. Acquario, non sempre siete propensi voi a seguire intuizioni che invece vi renderebbero le cose più facili. Cercate sempre il modo per complicarvi le cose alla fine. Dovete superare alcuni timori infondati. Questa è la strada da seguire. Pur di fare tutto da soli, poi siete disposti a impiegarci il doppio del tempo e anche della fatica. Ma perché non volete proprio chiederlo questo aiuto? E chiudiamo con i nostri pesci, che iniziano la settimana dopo essersi lasciati coinvolgere in una bella iniziativa, anche se un po' dispendiosa in termini di tempo e di denaro, ma ora non potete più tirarvi indietro, non è più il momento. Non piangete sul latte versato per nessun motivo. Con un po' di olio di gomito, un po' di coraggio, un po' di intraprendenza rimettete tutto in ordine senza lamentarvi, e questo è un ottimo modo di iniziare il lunedì. Bravi! Ed è tutto quindi anche per oggi. Si chiudono qui le novità con le nostre stelle, ma noi ritorniamo domani ancora per accompagnarvi in una nuova giornata, in un nuovo appuntamento con l'oroscopo. Vi aspettiamo. Un buon lunedì a tutti e buona fortuna!
Radio.0. La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0